Nelle ultime 24 ore in Sardegna sono stati registrati 15 nuovi casi di coronavirus che portano il totale dall'inizio dell'epidemia a 922, un numero che comprende anche le 56 persone guarite, 7 in più dall'ultimo aggiornamento e le 47 decedute, 4 in più rispetto a ieri. Un trend costante di crescita che porterà l'isola nel giro di qualche giorno a varcare la fatidica quota 1000. Nell'isola continuano a registrarsi casi di positività tra il personale medico e infermieristico e tra gli ospiti delle residenze per anziani, un fenomeno comune ad altre regioni ma che in Sardegna ha assunto numeri di grande rilievo e che al momento non si riesce ad arginare con protocolli adeguati. A soffrire continua a essere il Sassarese ma anche la Gallura che con 611 casi complessivi rappresentano i 2/3 del totale di quelli registrati in Sardegna. Sotto il profilo epidemiologico ancora non è ben chiaro se l'isola stia per raggiungere il picco dei contagi. Qui l'epidemia è arrivata con 2 settimane di ritardo e con caratteristiche particolari che hanno confinato gran parte dei positivi tra le mura delle strutture sanitarie, anche se l'isola ha il più basso rapporto tra contagiati e persone in terapia intensiva. Ma occorre non abbassare la guardia e rallentare il numero dei positivi, consentendo alle strutture Covid di gestirli. La Regione ha esteso le misure di contenimento fino al 13 aprile, in linea con quanto fatto a livello nazionale, ma non è escluso che anche nell'isola vengano adottate misure più restrittive. Uno dei provvedimenti sui quali si discute in queste ore è l'obbligo di utilizzo delle mascherine sulla scia di quanto fatto in Lombardia e Toscana, ma prima di procedere si attende che vi sia un numero adeguato di dispositivi di protezione individuale. Iniziano ad arrivare con regolarità mascherine e altri dispositivi che prima però saranno distribuiti agli operatori sanitari, alle forze dell'ordine e a chi svolge servizi essenziali per poi essere distribuiti anche alla popolazione sarda.